Readings in Slow Italian. Due amici. Antonio e Christine sono amici. Antonio è un ragazzo italiano. È di Roma. Il suo cognome è Ciampi. Christine è una ragazza americana. È di Lancaster, una piccola città della Pennsylvania. È in Italia con la sua famiglia. Il suo cognome è Smith. Antonio è gentile e simpatico. Christine è carina e allegra. A scuola di Antonio ci sono molti studenti. Alcuni sono italiani, altri di diverse nazionalità, marocchini, albanesi e polacchi. La scuola di Antonio è nuova, bella e grande. La scuola di Christine è piccola. Ci sono solo studenti americani. Dopo la lettura. A. Rispondi alle domande con frasi complete. 1. Di che nazionalità è Antonio? 2. Di dov'è Christine? 3. Ciampi è il cognome di Antonio o di Christine? 4. Christine è in Italia da sola? 5. Com'è Christine? 6. Nella scuola di Antonio ci sono solamente studenti italiani? 7. È grande la scuola di Christine? B. Completa ogni frase con le informazioni fornite dal testo. 1. Antonio non è americano, è? 2. Il cognome di Christine non è Ciampi, è? 3. La scuola di Antonio non è piccola, è? 4. Gli studenti della scuola di Christine non sono italiani, sono?